buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Capaci 34 anni dopo, Palermo ricorda la strage con iniziative e commemorazioni. Il minuto di silenzio all'Albero Falcone. Nel capoluogo arriva un'ampia rappresentanza del governo. Intanto Palermo è divisa e unita al tempo stesso. Da una parte la cerimonia di nascita del Parco Regionale della Memoria, dall'altra gli antagonisti in un corteo contro silenzi e depistaggi. A Catania la manifestazione capaci di partecipare davanti al Palazzo di Giustizia. I nomi in codice del boss svelati dagli investigatori. Nei pizzini di Matteo Messina Denaro si scopre che i familiari erano identificati con i nomi della frutta. Indagini aperte anche sul tesoro nascosto e sulle criptovalute. A Messina arrestato in flagranza un uomo per atti sessuali sulla figlia della compagna, una 14enne. L'indagine scattata dopo la segnalazione della scuola. Catania non si ferma all'alta e travolge un agente della polizia locale che finisce in ospedale. Il giovane, inquadrato dalle telecamere, arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Rubinetti a secco e famiglie esasperate ad Agrigento, dove continua l'emergenza idrica. Ora 12 comuni metteranno a disposizione le autobotti comunali per garantire la distribuzione idrica nelle zone più colpite dopo il fermo degli autotrasportatori privati. Semifinale playoff di Serie C. Il Catania è atteso domani sera al Del Duca contro l'Ascoli per la gara d'andata. Toscano valuta l'assetto tra assenze pesanti e grande equilibrio tattico. Appuntamento con diretta stadio su Telecolor a partire dalle 19:30. Bentrovati. Capaci 34 anni dopo. A Palermo le manifestazioni in ricordo dell'eccidio dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Nel capoluogo i ministri Piantedosi, Giuli, Nordio e Abodi. Alle 17:58 il minuto di silenzio davanti all'Albero Falcone. Vediamo tutti i dettagli da Marco Gullà. A seguito di attentato avvenuto in Palermo, attentato dinamitardi in Palermo, controllare tutti quelli che escono dall'autostrada. Sono gli audio dei poliziotti intervenuti a Capaci il 23 maggio del 1992. Momenti di panico, di paura. 34 anni sono passati, una data impressa a fuoco nella storia della Repubblica Italiana. Anche 34 anni fa era sabato, lungo l'autostrada 29, nei pressi dello svincolo di Capaci, un attentato dinamitardo sventrò l'asfalto e scosse l'intero paese, strappando alla vita il magistrato simbolo della lotta a Cosa Nostra Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro. Diverse oggi le manifestazioni a Palermo per fare memoria di quella strage che, come ha ricordato il presidente Mattarella, ha segnato la storia della Repubblica. Alle 17:58, orario della strage, il minuto di silenzio davanti l'Albero Falcone. Questa mattina ricordo a Palazzo Iunga, alla Fondazione Falcone, la presenza dei ministri dell'Interno Piantedosi, della Giustizia Nordio, della Cultura Giuli, dello Sport Abodi. Purtroppo queste sono stagioni che incrociano temi giudiziari e temi storici. Tanto è stato fatto anche da quel punto di vista, tanto ecco perché è importante stare qui anche oggi in occasioni come queste. Mantenere viva la memoria significa anche contribuire a fare in modo che non ci sia mai la negazione della verità e che i tasselli che mancano siano ricostituiti negli anni. Per un ex magistrato, collega di Giovanni Falcone, io mi sento ancora magistrato, prima ancora che ministro, e quindi è particolarmente emozionante, anche perché entrambi abbiamo rischiato la vita. Io quando indagavo sulle Brigate Rosse e lui sulla mafia. Si deve parlare di lotta alla mafia, non pensando che abbiamo vinto con quelle stragi, ma che dobbiamo continuare a ricordarla. Il fatto che è verificato un po' prima dello svincolo di Capaci, c'è tutto il terreno sventrato, il ferito lo stanno portando via in questo momento. Corteo degli antagonisti da un lato e cerimonia di nascita del Parco Regionale della Memoria dall'altro. Alle manifestazioni della Fondazione Falcone se ne affiancano tante altre, come ci racconta Manlio Viola.
Piazza Vittorio Emanuele Orlando, lo spazio antistante il Palazzo di Giustizia di Palermo, torna protagonista anche nel pomeriggio di questo 23 maggio. Dopo aver ospitato la manifestazione degli studenti ai quali questa mattina si è rivolto il presidente del Tribunale di Palermo, Pier Giorgio Morosini, dalle 15 al grido "finché avremo voce" contro silenzi e depistaggi di Stato, si sono concentrati gli antagonisti per il corteo organizzato dalla CGIL e da 40 associazioni. Giovani e meno giovani sono partiti proprio da lì per raggiungere l'Albero Falcone per partecipare al minuto di silenzio e di ricordo ufficiale, l'unico momento in cui le manifestazioni ufficiali e quelle antagoniste si toccano. Con gli antagonisti c'era anche il magistrato Nino Di Matteo. Si arriverà alla verità se tutte le istituzioni e tutto il popolo italiano lo vorrà. In questo momento i segnali non sono positivi, c'è una grandissima fetta del Paese, del potere, delle istituzioni che vuole archiviare per sempre quelle pagine di storia, considerando soddisfacente l'esito della condanna dei mafiosi, che è un esito importante ma che non ha ricostruito tutta la verità. Proprio i processi che si sono fatti, le indagini che si sono celebrate, fatte a Palermo, a Caltanissetta e a Firenze, dimostrano che non fu solo Cosa Nostra. Sempre nel pomeriggio il Giardino della Memoria in territorio di Isola delle Femmine è diventato Parco Regionale della Memoria, l'area che ospita anche la teca con quel che resta della Quarto Samona 15, l'auto di scorta di Giovanni Falcone, acquisisce una nuova denominazione e una nuova importanza. Un risultato ottenuto grazie alle lunghe battaglie di Tina Montinaro, la vedova di Antonio, il caposcorta del giudice morto con lui. È proprio un luogo intriso del sangue versato quel sabato di 34 anni fa, quando l'auto blindata sulla quale viaggiavano Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani saltò in aria disintegrata da 500 kg di tritolo e finì la sua corsa proprio in quel terreno. Anche Catania si è mobilitata nel pomeriggio con l'iniziativa Capaci di partecipare nel piazzale antistante il Palazzo di Giustizia di Catania. Lo vediamo. Memoria, coraggio, legalità, partecipazione, le parole alla base della manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Catania, dal Consiglio Notarile dei distretti di Catania e Caltagirone e dall'Ordine degli Avvocati di Catania, con la partecipazione di Città Insieme e AGESCI. La scalinata della legalità è stata allestita dagli studenti del liceo artistico Emilio Greco, la musica invece è stata curata da Musica Insieme Librino. E oggi che è stata appunto la giornata della legalità, ci sono state tante iniziative anche a Catania, al Molo di Levante. Questa mattina è attraccata la Mare Nostrum Diche, sottratta al traffico di migranti. La motonave è diventata un simbolo di rispetto delle regole e non solo. Emanuela Corsi. La Mare Nostrum Diche, all'epoca Oceanis 473, è una storia di resilienza e di rinascita. Da luogo di illegalità e sofferenze, oggi è diventato un simbolo di speranza, soprattutto per i giovani. Su questa motonave gli scafisti trafficavano donne, bambini, anziani. All'interno ci sono ancora i resti di quel passato doloroso, come questo pizzino, scritto presumibilmente da un trafficante di vite umane. Oggi, grazie all'Archeo Club d'Italia, ritorna in Sicilia, dove fu sequestrata nel 2023, con una nuova missione: insegnare la cultura della legalità ai giovani e sottrarli agli ambienti criminali. Stiamo facendo un percorso di rigenerazione, ma soprattutto per farla rivivere in una maniera sotto aspetti diversi. Lo stiamo facendo con una serie di progettualità che coinvolgono anche i ragazzi dei centri di giustizia minorile, proprio per far capire che l'ambiente mare è un ambiente diverso, un ambiente pulito, è un ambiente che può creare delle sinergie. Il viaggio della Mare Nostrum Diche, partito da Napoli, ha fatto nuovamente tappa a Catania, al Molo di Levante, in occasione della giornata della legalità, dedicata a tutte le vittime della mafia. Oggi il messaggio da mandare è proprio questo, quello di non trasformare queste commemorazioni in vere e proprie liturgie, nelle quali ci si dimentica quali sono le ragioni che stanno alla base della malattia sociale che è la mafia, e si cerca di contrastare i fenomeni soltanto dal punto di vista immediato, dei loro effetti più immediati. È un messaggio da rivolgere ai giovani, alle persone che hanno la responsabilità di formare altre persone. Un impegno che deve partire dalla scuola. I ragazzi devono conoscere lo Stato, quello che sono praticamente le attività dello Stato e degli uomini di Stato. Dopo Catania il viaggio della motovela della legalità proseguirà ad Augusta, poi a Riposto e infine lascerà la Sicilia per arrivare a Reggio Calabria il 29 maggio.
Andiamo a Castelvetrano, rimane ancora tanto da scoprire degli ultimi 30 anni di latitanza del superboss Matteo Messina Denaro. Intanto gli investigatori hanno scoperto i soprannomi che il boss utilizzava per identificare amici, familiari, sodali e parenti. Messina Denaro usava chiamare con i nomi della frutta tutte queste persone, come lo hanno scoperto tramite i pizzini. Ci racconta tutto Laura Spano. Svelato gran parte del lungo elenco di alias dei pizzini e documenti rinvenuti nel covo di Matteo Messina Denaro con cui lo stesso comunicava con la famiglia. Un elenco di pseudonimi che oggi trovano un riferimento grazie al lavoro degli investigatori. Tutti i soprannomi avevano un unico comune denominatore, la frutta. Giovanna Messina Denaro era ciliegia, la sorella Bice uva, Uvetto il marito Gaspare Como, Patrizia era ananas e Ananasso il marito Vincenzo Panicola, Cocco era il fratello Salvatore, Fragolona la sorella Rosalia, Complicato il marito Filippo Guttadauro, suo fratello il boss Giuseppe Guttadauro era Mela, il figlio della sorella Rosalia Francesco Guttadauro Fragolino, Noce e Nocino erano Lorenzo Cimarosa e il figlio Michele, la figlia Lorenza Lagna era Sciacqualattuga. Per parlare di sé poi più volte il boss ha usato il nome di Reparto. Rimane ancora molto da scrivere. Le indagini sulle sorelle hanno palesato però risvolti inediti come il doppio sistema di comunicazione che il boss aveva messo in piedi, il sistema Van Gogh che si basava su lettere inviate via posta ordinaria dal latitante a casa di Giovanna in via Piave 25 a Castelvetrano e l'operazione Condor dal nome del cane di famiglia. La stazione di posta era la casa di campagna incontrata a Stratto Paratoria a Castelvetrano dove il latitante faceva arrivare a Rosalia i pizzini con le sue richieste, le sue raccomandazioni, i suoi pensieri più intimi, i suoi comandi. E rimane da scoprire che fino a fatto il tesoro del boss si indaga in Italia e anche all'estero e pare si indaghi anche su un wallet hardware, uno dei metodi più sicuri per conservare le criptovalute. A Messina arrestato in flagranza un uomo per atti sessuali con una 14enne figlia della compagna. L'indagine è scattata dopo la segnalazione della scuola. Francesco Triolo. Una brutta storia di degrado sociale e familiare, una vicenda che ha scosso un'intera comunità scolastica, perché l'indagine sugli abusi sessuali di un 51enne ai danni di una minore 14enne, figlia della compagna, è scaturita proprio da una segnalazione da parte della scuola. L'uomo è stato arrestato in flagranza ieri sera da una pattuglia dei carabinieri nei pressi di Zafferia, zona sud della città, in auto con la ragazzina. E ora si trova rinchiuso nel carcere di Gazzi con l'accusa di atti sessuali con minore. L'arresto è arrivato dopo una delicata indagine scaturita, come detto, dalla segnalazione della scuola, zona centro-nord di Messina, frequentata da una ragazza di 14 anni. Tra i docenti, infatti, c'era il sospetto che la studentessa fosse vittima di abusi sessuali nell'ambito del contesto familiare. Ieri sera, durante un pattugliamento, l'uomo è stato sorpreso mentre era appartato in una zona isolata del quartiere di Zafferia in compagnia della minore, intento a compiere alcune pratiche sessuali a bordo della propria autovettura. È subito scattato l'arresto, mentre la 14enne è stata portata al policlinico per essere visitata e poi è stata affidata al padre. Le indagini della procura stanno proseguendo per valutare anche la posizione della madre, che al momento non è indagata. Ore di angoscia e apprensione ad Acireale, nella zona impervia della Timpa. Il corpo di una giovane donna è stato ritrovato alla base dello strapiombo. Si tratta di una trentenne. Ad avvisare le forze dell'ordine sono stati dei turisti incuriositi dalla borsa e dal soprabito lasciati incustoditi su un muretto, tra cui anche il telefono. Subito è scattato l'allarme. Sul luogo sono giunti i vigili del fuoco, il nucleo soccorso alpino, i carabinieri. Difficili le operazioni di recupero del corpo per via del luogo appunto impervio. Gli uomini dei vigili del fuoco si sono calati grazie al supporto dell'Eli Soccorso. Si indaga adesso per ricostruire le circostanze di questa incredibile, brutta tragedia. Pare nelle ultime ore sembra poi prevalere l'ipotesi purtroppo del suicidio. Andiamo a Catania, non si ferma all'alta e travolge un agente della polizia locale che finisce in ospedale. Il giovane, inquadrato dalle telecamere, è stato poi arrestato per resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali. Tonino De Mano.
Non si ferma all'alt, anzi accelera e travolge un agente della polizia locale che finisce rovinosamente a terra. È successo in via Cavaliere a Catania, dove l'ennesimo episodio di sfrontatezza è costato caro ad un rappresentante delle forze dell'ordine. I fatti: intorno alle 17:30 di ieri una pattuglia della polizia locale è stata chiamata per un passo carrabile occupato da un'auto in sosta selvaggia. È in quel momento che sul posto in via Cavaliere, all'altezza del civico 18, è piombato uno scooter con 2 persone a bordo e il cui conducente era senza casco. Uno degli agenti fa segno di fermarsi per un controllo, ma il mezzo a 2 ruote prosegue la corsa fino a travolgere il malcapitato vigile urbano, che riporta ferite alla spalla, al polso e al ginocchio, guaribili in 5 giorni. La visione delle telecamere, dei sistemi di videosorveglianza e il racconto di alcuni testimoni sono stati fondamentali per risalire alla targa e quindi al proprietario dello scooter, un 21enne di Catania che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Solidarietà e ferma condanna è stata espressa da tutta l'amministrazione e dal comando, secondo cui l'episodio è grave e vergognoso. Stiamo al fianco di tutti i nostri uomini sulla strada e nelle piccole e grandi difficoltà di tutti i giorni, ha dichiarato il dirigente operativo Stefano Blasco. Abbiamo con l'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore e il comandante l'impegno di dare alla città una polizia municipale d'eccellenza ed è a questo che lavoriamo quotidianamente. Rimaniamo a Catania, dove un grave incendio di natura dolosa ha colpito il Lido Esagono, storico stabilimento balneare della scogliera di Aci Castello. Chi ha appiccato il fuoco pare sia arrivato dal mare. Risalendo la scogliera ha innescato il rogo. Le fiamme hanno coinvolto soprattutto il solarium, dove erano accatastate le tavole e le strutture in legno pronte per essere montate per la prossima stagione estiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. I carabinieri hanno avviato tempestivamente le indagini, eseguendo i rilievi tecnici, acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza del Lido e delle attività limitrofe per identificare i responsabili. Ancora episodi inquietanti nella zona del Castello Ursino a Catania. Ostaggio di criminali, ubriachi e drogati. Una coppia ruba in un negozio di pelletteria mentre un uomo si denuda in piazza Federico II di Svevia. De Mano. Sotto assedio, ostaggio di criminali, sbandati, ubriachi e drogati, pronti a tutto pur di acquistare la dose, i prevalenza crack. Da piazza Federico II di Svevia a piazza di Spaccio, da zona turistica a zona da evitare di giorno e di notte, con inquietanti episodi che non lasciano dormire sonni tranquilli. Residenti, commercianti, titolari di B&B da tempo denunciano una situazione insostenibile, tanto da chiedere un presidio fisso, non passaggi saltuari, da parte delle forze dell'ordine. E intanto la zona del Castello Ursino continua a balzare agli onori della cronaca. Nelle ultime ore 2 gli episodi. Il primo ha visto protagonista un uomo che si è denudato in piazza, invendo contro tutto e tutti. In queste immagini l'intervento delle volanti. L'altro con l'irruzione e il furto in un negozio di pelletteria che s'affaccia su piazza Federico II di Svevia. Al nostro microfono il racconto della titolare. Si sono presi uno zainetto di 165 euro, qualche 4 portachiavi, 5 portachiavi di 40 euro. E una cintura di 60 euro, in più la ragazza delle pulizie aveva nella borsa 100 euro e se li sono presi pure. Però di quello che sto venendo a sapere c'è molto uso di crack. Per la cronaca, nel negozio preso di mira è il 7° furto con taccheggio in meno di 2 anni. Infine, dopo il nostro servizio denuncia, sono state rimosse le pedane abbandonate che facevano bella mostra di sé davanti ad un ristorante, naturalmente con vista sul Castello Ursino. Acqua ancora al centro dell'attenzione dell'emergenza ad Agrigento. 12 comuni metteranno a disposizione di AICA le autobotti comunali per garantire la distribuzione idrica nelle zone più colpite dopo il fermo degli autotrasportatori privati. Davide Sarto. Rubinetti a secco, famiglie esasperate e cittadini costretti ad inseguire anche una sola goccia d'acqua. Nell'Agrigentino continua l'emergenza idrica. Dopo il fermo degli autotrasportatori privati, in molti comuni la situazione è diventata ancora più difficile. Per questo 12 amministrazioni locali hanno deciso di aiutare AICA mettendo a disposizione le autobotti comunali. La decisione è stata presa durante il vertice convocato dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo. Entro lunedì saranno firmati gli accordi tra i comuni e il gestore idrico. Le autobotti serviranno a portare acqua nelle zone più colpite e alle famiglie rimaste senza rifornimento.
dal 9 di maggio si sono bloccati gli autobottisti e non c'è nessun modo di avere l'acqua. Anche andando a prendere i famosi ticket, ci sono tempi d'attesa lunghissimi. Come si fa? Parliamo di un bene primario. Siamo abusivi, lo sappiamo. Perché non tenuto a dritta tutto questo tempo? Come si vive senza acqua? Malissimo, malissimo, anche perché se basta andare alla fontana principale che abbiamo noi, Bonamurume, è piena, e poi uno quando acqua può trasportare con un mezzo. Cioè è una vita che non si augura a nessuno. Una misura straordinaria per affrontare una crisi che continua a creare forti disagi in tutta la provincia. Il Comune di Catania e la città metropolitana aderiscono alla Notte Europea dei Musei con l'apertura straordinaria dei siti della rete museale dalle ore 20 alle 24 di questa sera al costo simbolico di €1. Tra i siti che si potranno visitare ci sono l'Anfiteatro Romano di Piazza Sesicolo, il Museo Vincenzo Bellini, la Chiesa San Nicolò, l'Arena in Piazza Dante che proporrà inoltre dalle 21:30 alle 22:30 interventi musicali all'organo suonato da Donato Del Piano. Alle Ciminiere è possibile poi visitare il Museo del Cinema e degli Strumenti Musicali e il Museo dello Sbarco. E ci fermiamo adesso per una pausa, ritorniamo tra poco con lo sport, il calcio e domani i play-off del Catania. Torniamo in studio con lo sport e il calcio. Domenico Toscano non parlerà prima della partita contro l'Ascoli. La squadra è già partita per le Marche per preparare al meglio la gara di andata della semifinale dei play-off. Il tecnico deve valutare le condizioni fisiche dei suoi reduci dalla gara con il Lecco. Il punto da Francesco Triolo. Il sogno Serie B passa adesso da Ascoli Piceno. Domani sera il Catania scenderà in campo al Del Duca per la semifinale d'andata dei playoff contro l'Ascoli, un appuntamento al quale i rossazzurri arrivano dopo il doppio confronto ad alta tensione con il Lecco 0-0 in Lombardia e il pirotecnico 3-3 del Massimino, che ha regalato la qualificazione grazie al miglior piazzamento in classifica. Adesso però il livello si alza ancora. Di fronte c'è un Ascoli che ha chiuso la regular season da protagonista con la promozione sfuggita per un soffio e che nei quarti ha eliminato il Potenza, una squadra solida con la miglior difesa del torneo e numeri da grande favorita. In casa Catania Domenico Toscano, che non parlerà alla vigilia, punta soprattutto sulla tenuta mentale e sul recupero delle energie dopo una settimana vissuta ad altissima intensità. Il tecnico rossazzurro prepara una gara di equilibrio, aggressività e ripartenze, sapendo che nei playoff ogni dettaglio può fare la differenza. Anche per questo Toscano sta valutando bene le condizioni dei suoi giocatori. Difficile, seguendo le parole del tecnico dopo la gara con Lecco, che possa rientrare Rolfini, ma nemmeno Lunetta e Corbari, e sono assenze che pesano. Le soluzioni di Limporta, Gherardi, Miceli, Pieraccini con l'ipotesi Celli in difesa, mentre in mezzo Casasola e Donnarumma esterni, Di Tacchio e Quaini in mezzo, mentre per i trequartisti potrebbero iniziare Ciccerelli e D'Ausilio dietro l'ex Forte, così partirebbero in panchina sia Bruzzaniti che Jimenez. Sono i primi 90 minuti di un doppio confronto, ma sono quelli che possono indirizzare la corsa verso la finale. Il Catania ci crede e vuole continuare a inseguire il ritorno in Serie B. Ancora una breve pausa, torniamo tra poco. Ritorniamo in studio, ancora una notizia. In Sicilia domani e lunedì si vota per le elezioni amministrative in 71 comuni, con circa 929.000 elettori chiamati a eleggere sindaci e consigli comunali, inclusi i capoluoghi di Agrigento, Enna e Messina. Nel Catanese si vota in diversi centri, tra cui Bronte, Randazzo, Pedara, Mascali, Trecastagni, Calatabbiano, Milo, San Giovanni La Punta e San Pietro Clarenza. Le urne saranno aperte domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 con eventuale ballottaggio a inizio giugno. Lunedì alle 15 a chiusura delle urne seguiremo i risultati con un lungo speciale del Punto su Telecolor con collegamenti, inviati, ospiti e approfondimenti condotto da Luca Ciliberti. Questa dunque era l'ultima notizia per questa edizione di TG Sicilia. È tutto, io vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.